oggi il mondo del volontariato sta cambiando e forse tocca a noi che abbiamo vissuto alcune esperienze poter di nuovo ripresentare il volontariato come un'esperienza continuativa, di gratuità, come un'esperienza di solidarietà vera. Perché per esempio oggi il volontariato si caratterizza sempre di più, soprattutto nella parte giovanile, come un'esperienza a tempo. I giovani sono sempre molto presenti nell'emergenza, però assolto al loro compito poi decidono di rivolgere il loro sguardo, le loro attenzioni altrove. È una delle caratteristiche di questo tempo e soprattutto del mondo giovanile. Tocca a noi adulti che abbiamo vissuto invece alcune esperienze, che abbiamo fatto tesoro di alcuni anche avvenimenti, poter comunicare, raccontare la bellezza di quanto vissuto. E oggi siamo qui per raccontare come da una tragedia come quella del terremoto possono realmente nascere relazioni durature nel tempo, possono, tra virgolette, nascere poi esperienze che continuano nel tempo. E credo che avere questo sguardo significa avere quella famosa memoria grata alla quale guardare e attingere spesso. Una memoria grata che è fatta sì di fatiche, ma che è fatta anche, ce la farò qui, io ho acceso, dico alla regia, ma devo puntare verso di là? Forse meglio, ecco. Eccoci. Sì, tornare a Gemona, tornare alla genesi del nostro impegno nell'emergenza. Dico questo perché, lo ha già detto Roberto, quindi sarò velocissimo, non era la prima emergenza che Caritas Italiana affrontava. Questa sicuramente è stata quella un po' più significativa nella storia nascente di Caritas Italiana, perché appunto è stato già detto la grande esperienza dei centri di comunità e dei gemellaggi, come dire, qui in questo territorio si sono concretizzate, ma che dicono fondamentalmente un'attenzione di sempre di Caritas. Caritas nasce all'interno della Chiesa italiana per aiutare tutte le comunità cristiane a vivere il Vangelo della carità, ad aiutarci tutti nella testimonianza della carità, non da soli, anche questo è stato ricordato, insieme a tanti altri, per far sì che le nostre comunità cristiane, in forme consone ai tempi, sappiano dare risposte concrete ai bisogni, ma anche sappiano essere attente, capaci, oggi diremmo, capaci per esempio nell'inclusione dei nostri fratelli e sorelle in difficoltà. Quindi c'è sempre bisogno di guardare a ciò che siamo stati per imparare da ciò che si è vissuto, per poi vivere bene l'oggi e il futuro. Quindi guardiamo all'esperienza di Udine, guardiamo di questa terra, alle tante emergenze non solo italiane ma nel mondo, veniva ricordato, emergenze che sono sempre più crescenti, penso alle alluvioni di degli ultimi anni, degli ultimi mesi, penso a quanto appunto accade sempre più spesso, avere questa capacità, proprio in obbedienza a quel famoso articolo 1 dello Statuto, di capire che cosa ci è chiesto in questo momento. E mi piace pensare a quella citazione del Vangelo di Matteo, quando Gesù, parlando delle parabole del regno, dice il regno è avere quella capacità di tirare fuori dal tesoro cose vecchie e cose nuove. Ecco, questo è un po' il senso di questo mio intervento. Guardare a ciò che è accaduto non solo qui, ma nelle diverse emergenze, guardare a ciò che accade anche nel mondo e provare a capire che cosa oggi ci è chiesto. Scusate, vado sempre di qui, mi abituerò. Allora, innanzitutto, come dire, lasciarci interpellare dalle famose emergenze. Le emergenze che non sono soltanto quelle naturali, pensiamo alle emergenze di questi ultimi anni, al grande arrivo di tanti migranti sulle nostre coste, all'emergenza oggi in corso per la famosa guerra a pezzi,
guerre che abbiamo alle porte del nostro paese, penso all'Ucraina, penso a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Siamo in un tempo di grandi emergenze e quindi la prima cosa che dovremmo fare è lasciarci interpellare da queste emergenze, perché un po' la tentazione di guardare altrove, la tentazione a volte di non vedere o di voltarsi dall'altra parte è sempre dietro l'angolo, un po' per difesa, un po' perché siamo un po', come dire, tutti presi semplicemente da noi stessi, dalle nostre fatiche, da ciò che viviamo. A volte quindi credo che la prima vera grande scelta da fare è quella di lasciarci interpellare dalle emergenze. Noi sicuramente come Chiesa interpellare la coscienza dei singoli, interpellare e far interpellare anche la coscienza, la società civile. Penso a quanto oggi si sta vivendo in Calabria e in Sicilia, la famosa Niscemi, questo grande paese che conosceva bene, aveva già vissuto nel suo passato già una frana, eppure si è fatto finta di nulla, si è continuato a costruire, si è continuato a vivere lì dove comunque già si era sperimentata una fragilità. Vuol dire che non ci siamo lasciati interpellare fino in fondo, come Chiesa, ma soprattutto come società civile. Uno dei frutti più belli di questa esperienza è la nascita di Caritas Udine, che è nata proprio grazie, mi verrebbe da dire, anche all'esperienza del terremoto. E oggi siamo qui anche per dire grazie sicuramente al Signore, ma a tutti gli uomini e alle donne che in questi 50 anni qui ad Udine hanno fatto crescere la Chiesa di Udine nell'attenzione ai poveri, nell'attenzione a chi ha più bisogno. Questo è un fatto concreto che dice come anche dalle tragedie più grandi possono nascere frutti di vita nuova. Uno dei nostri rapporti povertà, degli ultimi, abbiamo fatto la scelta di intitolarlo Fili d'erba tra le crepe, facendo eco a una comunicazione appunto di Don Andrea Santoro, che era in Turchia, che scriveva ai suoi amici e diceva in un deserto non soltanto fisico ma soprattutto in un deserto di relazione, di fatica a ritrovarsi in quel suo nuovo ambito che era la Turchia, diceva ai questi suoi amici: dopo un po' di tempo comincio a vedere fili d'erba nuovi in questo deserto. Credo che lasciarsi interpellare, saper guardare la nostra storia non vuol dire soltanto guardare il bisogno, perché noi come Caritas siamo molto bravi a guardare il bisogno, ma si tratta anche di imparare a guardare a quelle che sono le risorse, i frutti. E Roberto Rambaldi con la sua ultima immagine ci ha detto l'importanza appunto di guardare i frutti e non semplicemente i frutti che ci aspettiamo, ma i frutti che ci vengono dati. Partire dalla nostra identità, qui vado molto veloce, mettendo al centro le persone, mettendo al centro le comunità, rendendole protagoniste, cercando di educarci tutti nell'affrontare le emergenze, non soltanto le grandi emergenze ma anche le piccole emergenze di tutti i giorni. Sottolineo semplicemente due aspetti. Uno dei grandi compiti di Caritas italiana e delle Caritas anche poi a sua volta diocesane e quelle regionali è quello il compito di coordinare, perché all'indomani, nelle prime ore di un'emergenza può accadere di tutto, anche grazie alla tanta generosità di tanti, e può accadere che quello che dovrebbe diventare un aiuto rischia di diventare un intralcio per la macchina dei soccorsi, un intralcio nell'organizzazione e quant'altro. Quindi abbiamo bisogno di coordinarci, abbiamo bisogno di stare
insieme nel condividere poi una eventuale visione di come si affronta l'emergenza. E oggi più che mai, perché non siamo, se come ci veniva ricordato la protezione civile a quel tempo era meno strutturata, oggi grazie a Dio abbiamo una protezione civile sempre più pronta e capace, bisogna coordinarsi. Vi dicevo, sono di Pescara, il famoso terremoto dell'Aquila, io dopo 4 ore ero già lì. Una delle prime emergenze che ho dovuto gestire non era andare lì ad aiutare le persone, come dire, che erano rimaste sotto macerie, ho fatto anche quello, ma mi hanno chiesto di coordinare la grande macchina degli aiuti che si era messa come dire, in moto già dalle prime ore. Anche per sorridere, uno dei miei primi grandi problemi è stato dover dire a un vescovo campano: no, eccellenza, non deve mandarci un tir di mozzarelle di bufala, perché noi non sappiamo dove metterle, non abbiamo energia elettrica. E quindi faccio questo esempio per dire che poi a volte in questo coordinamento si tratta di dire di no, si tratta di fare scelte molto concrete. Questo per dire coordinare, ma soprattutto per noi vuol dire coordinare affinché nessuno rimanga indietro, affinché tutti possano ricevere non l'aiuto, semplicemente l'aiuto materiale, ma quello che si diceva, quell'accompagnamento, quella vicinanza, quella fraternità che è necessaria. Coordinare, vi dicevo, sicuramente importante. Poi l'altro aspetto che secondo me è in questo momento fondamentale è soprattutto noi che siamo non proprio quelli della prima ora, noi siamo il mondo di Caritas, arriva un po' dopo, dovrebbe arrivare un po' dopo, essere attenti soprattutto a quei bisogni, sempre Rambaldi ma anche i volontari che poi lo hanno seguito ce lo hanno detto, a quei bisogni che apparentemente in quel momento non ci sono, ma che poi verranno fuori dopo. All'Aquila, dopo l'esperienza del terremoto, è nato anche grazie all'università adesso un corso di laurea per parlare delle famose ferite dell'anima, il tema degli anziani soli, le relazioni che si interrompono, aiutarli a rielaborare il lutto vissuto. Cioè sono tutte cose che richiedono tempo, ed è questo il nostro proprio di Caritas: stare a fianco delle comunità, a fianco delle persone e rimanerci nel tempo. Ecco la bellissima esperienza del gemellaggio. Appunto, qui vado velocissimo, le 2 grandi scelte che fatte qui e poi continuate nel tempo. E oggi il punto interrogativo oggi è: queste 2 scelte le ripresentiamo sempre allo stesso modo? Cioè il centro di comunità, da Anna al sindaco hanno raccontato, come dire, l'importanza del centro di comunità, ma oggi noi per esempio insieme a tutto il coordinamento rimettiamo in discussione questa scelta. È ancora necessario un centro di comunità? Perché forse oggi c'è uno Stato che è pronto, che è capace, che non solo si ferma alla tenda, ma che va anche oltre, quindi forse a noi non è più chiesto il centro di comunità, però sicuramente a noi è chiesto il gemellaggio, a noi è chiesto di stare con le persone, quello sicuramente, e quello per noi non cambierà mai, perché questo è il nostro. Forse le strutture, forse le famose opere esegno possono cambiare nel tempo, ma ciò che rimane è la vicinanza, è l'accompagnamento delle persone. Credo che questo sia fondamentale. In quel momento, ma anche in tante altre esperienze, abbiamo sperimentato, scusate il gioco di parole, la bontà per esempio dei centri di comunità, e oggi anche la bontà dei gemellaggi, perché noi, qualcuno è già qui, ma molti arriveranno, sono in arrivo. Bello dopo 50 anni andare a reincontrare quella comunità nella quale sono stato, ho costruito relazioni. Mi permetto di dire, andare a fare i conti con quella fraternità che oggi ci viene chiesta, perché se vogliamo costruire pace, sicuramente, e lo abbiamo detto alla fine del nostro convegno nazionale, va rilanciato il tema dell'obiezione di coscienza, trovando nuove forme
perché è vero, da noi non c'è ancora, ma potrebbe esserci a breve anche una nuova chiamata alla leva. Però ci sono altre forme di obiezione che potremmo fare, però al di là di questo io credo che la vera via per costruire la pace è quella della fraternità, della fratelli tutti, di Papa Francesco, non abbiamo tempo. Però mi viene da dire quanto l'esperienza dei gemellaggi costruiscono fraternità. Pensare a quel volontario austriaco che ha 95 anni, oggi lascia il suo paese per venire da queste parti, mi dico che c'è tanto di fraternità. Allora forse questa è la via per costruire pace. Sempre per andare veloce, i centri di comunità e i gemellaggi per noi significano anche rifare continuamente una scelta che è una scelta del nostro ordinario e non solo dello straordinario, che è quella dell'animazione di comunità, perché questo è il nostro specifico come Caritas: animare le nostre comunità, formare le nostre comunità cristiane, aiutare le nostre comunità cristiane a saper leggere l'oggi, che può essere segnato da una fatica grande come quella di un'emergenza, ma che è segnata quotidianamente da tante disuguaglianze, diremmo oggi, sociali. Ecco il compito della famosa animazione. Ecco perché non si può fare mai nulla, nessun progetto socio-pastorale si potrà costruire senza il coinvolgimento della comunità e senza quindi sostituirsi il territorio. Dove la comunità si è data da fare sin da subito, per storia, per tradizione, per indole, per cultura, e penso a quella di questa parte d'Italia, la ricostruzione è stata, come dire, fatta bene, conclusa. In altre parti d'Italia purtroppo per gli stessi motivi però non è accaduto, perché forse a volte in questi secondi territori non è scattato, come dire, il protagonismo della comunità dei territori. Allora animare una comunità, stare a fianco a qualcuno non vuol dire sostituirsi a questo qualcuno, ma vuol dire affiancarlo ed aiutarlo ad essere protagonista anche della propria rinascita. Credo che questo sia importante, anche perché questo è lo stile del Vangelo, è lo stile di Gesù, che si mette i famosi discepoli di Emmos, Gesù che cammina con loro, con questi due sfiduciati, e ridona loro fiducia e rinvigorisce il loro cammino talmente tanto che i due torneranno indietro, come sappiamo. Questo credo che sia il compito, anche perché, come sappiamo, Caritas Chiesa non si sostituisce a chi abbiamo delegato ad occuparsi del bene comune. Mi piace raccontare il volontariato e quindi anche la nostra esperienza come quel di più di umanità che noi possiamo dare. Monsignor Nervo, parlando di volontariato, a Napoli, quando per la prima volta si parlò in un convegno ufficialmente di volontariato, parlava di un di più di umanità che il volontario poteva portare a fianco alle persone in difficoltà. Noi siamo nelle emergenze, siamo nel nostro quotidiano per dare questo di più. Poi altri deputati scelti che lo fanno per professione, che si sono preparati, con competenza faranno quello che dovranno fare. Questo vuol dire che il volontariato non deve sparire, anzi il volontariato sarà quell'esperienza del di più, ed è questa la nostra anche grande differenza che possiamo portare. Ho scelto questa immagine perché anche qui, non per raccontare storie, ma mi ha colpito in questi anni, dovendo un po' rileggere quanto ho fatto anche in passato, guardare immagini e foto, che in ogni, e questo ne parlavo con Monsignor Lamba nell'ultima visita qui a Udine, che mi ha appunto portato qui a Gemona per dare uno sguardo, anche qui trovare una croce che era stata tirata fuori dalle macerie.
io vi assicuro, non abbiamo il tempo, non l'ho potuto mettere tutte le immagini, ma in ogni emergenza c'è stato sempre un crocifisso che è stato salvato, a volte un po' malconcio, ma è stato salvato e tirato fuori. Bellissima l'altra scelta di Gemona che mi aiuta a dire questo, è la ricostruzione parziale, totale di alcune parti delle chiese, perché gli abitanti di Gemona si erano presi la briga di mettere da parte le pietre, di andarle lì a numerare per poi ricostruire. Questo vuol dire l'attenzione di una comunità, che non dimentica ciò che è stato, ma che fa di tutto per ripartire, ricomponendo pezzi. Le altre comunità cristiane si mettono a fianco della comunità ferita. Comunicare quindi per noi appunto che non è semplicemente fare articoli, con tutto il rispetto che al mio servizio comunicazione, ai giornalisti in sala, comunicare è tanto e tanto altro, il servizio che fanno i tecnici è fondamentale. Per noi comunicare vuol dire soprattutto nelle emergenze, ma non vorrei più fare questa divisione, perché viviamo in un momento così complesso che mi verrebbe da dire siamo in emergenza, e non soltanto quella famosa guerra a pezzi, ma se penso alle tante disuguaglianze, se penso alle nuove forme di povertà che segnano il nostro paese. Quindi vuol dire ridare fiducia, dignità, la parresia che per noi oggi significa rilanciare quel servizio di advocacy, cioè di quella sana denuncia costruttiva che soprattutto in ottica preventiva dovremmo recuperare, chiamare le cose per nome. Se non impariamo a custodire le nostre montagne, se non torniamo a prenderci cura tutti del bene comune, poi non potremo lamentarci perché a una pioggia abbondante vengono a valle tronchi di alberi che distruggono tutto e si portano via tutto. Penso a quanto accade oramai da 5 anni a questa parte, in tutte le stagioni, nella famosa isola di Ischia. Costruiscono per accogliere i turisti, non si prendono più cura della montagna, basta un po' d'acqua e viene giù di tutto. Allora, avere il coraggio, anche la famosa parresia di denunciare. E allora, come dire, la famosa ecologia integrale, qui riprendo, come dire, le parole di Papa Francesco nella Laudato Si. Non posso leggere tutto, non posso commentare tutto, ma vi invito, se riuscite a farlo voi. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e l'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Credo che questo sia fondamentale. Imparare a leggere il nostro oggi con questo sguardo, però. Imparare a leggere non solo le fatiche ma anche le risorse con questo sguardo. Ecco perché nel famoso tema dell'animazione potremmo prenderci come Caritas non da soli, ma anche la responsabilità di formare le nostre comunità a questo. L'erosione delle nostre spiagge, appunto facevo l'esempio della montagna, i famosi fiumi, quanto accaduto in Romagna qualche anno fa. Sì, sicuramente il segno di una pioggia che era venuta giù come non accadeva da diversi anni, ma ha seminato dolore, sofferenza e fatica, anche perché il famoso letto del fiume non era stato rispettato, non era stato curato. Qui si tratta appunto di imparare a guardare tutte cose. Ecco perché abbiamo bisogno di formare le nostre comunità alla famosa prevenzione. I passaggi ve li leggo semplicemente per non prendere troppo tempo. Osservare il territorio e le fragilità sociali. Educare le comunità alla lettura dei rischi. Sensibilizzare su giustizia ambientale e cambiamento climatico. Formare nuovi stili di vita secondo l'ecologia integrale. Custodire la memoria per impedire l'abbandono. Credo che siano passaggi fondamentali. Dici, ma tocca a noi come Caritas? Tocca anche a noi.
perché poi in tutte le crisi, in tutte le emergenze, naturalmente chi sono quelli che pagano il prezzo più alto? I poveri. Nell'emergenza ancora in corso in Calabria, della famosa alluvione di qualche settimana fa, in Calabria, adesso gli aiuti sono arrivati, si comincia ma le Caritas che vivono quel territorio mi dicono che ancora non si riesce a capire quanti erano i migranti che lavoravano nel famoso caporalato in quelle terre, perché non c'era un registro, non si sapeva nulla. Quindi può darsi, molto probabilmente, mi dice il direttore Caritas, che la piena del fiume si sia portato via anche qualche persona e noi non sappiamo se c'erano, chi erano. Questo per dire osservare il territorio. Credo che sia una forma di responsabilità, non da soli, ma sicuramente qualcosa che potremmo fare, perché le emergenze sono diverse, non abbiamo soltanto i famosi terremoti. Custodire la memoria, appunto, partire sempre da quanto abbiamo vissuto, saper leggere l'oggi, le fatiche, il famoso osservatorio, per far crescere la cultura dell'attenzione. Papa Leone questo lo ha detto ai famosi volontari, e lo ha anche ribadito nell'ultima visita in Africa, i famosi volontari riuniti a Roma per il Giubileo dei poveri. Papa Leone dice: sempre di più le nostre comunità rischiano di non essere così attente a quanto accade, un po' distratti. Anche qui non abbiamo grandissimo tempo, la famosa liquidità di Bauman, la famosa e tante anche questioni culturali che stiamo attraversando, le famose narrazioni che ci vogliono dipingere una realtà che non è quella vera, e quindi un po' la tentazione vi dicevo già all'inizio, di cadere nella distrazione c'è. Se penso alla nostra TV, a quanto ci viene raccontato, ci viene detto, a volte alla non capacità di approfondire alcune questioni. Noi ci siamo dati il compito come Caritas anche di aiutarci a capire come tutto è connesso. Quello che accade in Africa avrà delle ripercussioni oggi per il nostro paese. Imparare a leggere quello che oggi altri grandi paesi stanno facendo in Africa non è semplicemente un atto per denunciare un'ingiustizia, perché poi se cominciamo a leggere un po' di storia recente dell'Africa scopriremo che i famosi fratelli e sorelle africani sono costretti a lasciare la propria terra perché sono state fatte scelte poco condivisibili nel recente passato. Quindi crescere nella nostra capacità di leggere l'oggi, aiutarci tutti ad essere attenti a quello che succede. Dal post-Covid, che sembra un evento oramai perso nella notte dei tempi, ma sono nati nuovi fenomeni di povertà e di miseria con i quali oggi dovremmo fare conti, eppure ci sembra di non voler riguardare. Penso alla crisi degli adolescenti, dei giovanissimi, che hanno vissuto quegli anni in modo particolare. E allora fare memoria per poter crescere. Sto per finire facendo sempre le famose scelte. Quella è quella di essere radicati nella realtà, essere strumenti di comunione e fare animazione delle coscienze. Si parte dalla realtà, la realtà è sempre superiore all'idea. Vi facevo l'esempio banalissimo delle famose mozzarelle, ma nelle emergenze ne vediamo che ne accade di tutto. Allora si sta sulla realtà. Mi ricordo ero lì in questa famosa chiesa di San Francesco a Pettino, l'unica chiesa rimasta in piedi all'Aquila, perché era ed è ancora una colata di cemento armato, e quindi l'unica che è rimasta in piedi. La chiesa l'avevamo trasformata in un centro di distribuzione, perché non tutti
erano entrati nei campi di accoglienza della protezione civile. Qualcuno si rifiutava, allora noi eravamo lì a servizio loro, e mi ricordo che in questo salone sottostante la chiesa avevamo fatto arrivare delle scarpe, perché mancavano scarpe. Avevamo svuotato i grandi magazzini, mancavano scarpe. Una famiglia, giovanissima famiglia, mamma e papà, che avevano perso i genitori e con tanto arrivano con 2 bimbi. Dovevano prendere le scarpe, i bambini erano ancora dopo 2 giorni a piedi nudi e avevano ancora il pigiama, perché non eravamo riusciti perché se ricordate il terremoto ci fu alle 3:42 in piena notte ed eravamo anche all'Aquila, giorni ancora di freddo. Allora portano questi e io dico alla mamma: venga e scelga le scarpe. La mamma si è rifiutata di entrare perché aveva paura. Allora io un po' così spavaldo e coraggioso, ma non era coraggio, non era più spavalderia, prendo questi bambini e li porto dentro. Proprio in quel momento, eravamo a 2 giorni dopo la grande scossa, c'è stata un'altra scossa. Io ricordo ancora le urla, se chiudo gli occhi, le urla della madre e del padre che erano fuori. Dico questo perché si parte dalla realtà. L'errore che si era fatto qual era? Di pensare che tutto era già superato. Forse era meglio mettere quelle scarpe in una tenda. Allora si parte dalla realtà, sempre dalla realtà, facendo insieme, oggi in un'emergenza, ma anche nella quotidianità. Non c'è solo Caritas, ci sono tante persone di buona volontà che sono pronte a fare la loro parte, si fa insieme e noi dobbiamo favorire sempre questo fare insieme. E poi la famosa, la chiamo io la pedagogia del dopo, aiutarci a rileggere le esperienze, darci il tempo di imparare da quello che abbiamo fatto per formare le nostre coscienze. Stando sempre dalla scelta dei poveri, facendo crescere le famose coscienze critiche, per provare a fare un po' di denuncia, provando a fare, come dire, ad essere questa voce critica nella società, ma non per semplicemente dire quanto non si è fatto, quanto si è sbagliato a fare. Qualcuno, parlando di questi temi, qualche giornalista mi dice: ma quindi voi vi volete sostituire ai sindacati? No, non siamo i sindacati dei poveri, non dobbiamo semplicemente fare una denuncia che poi rischia di non portare a nulla, ma noi siamo quelli che vogliono partire sempre dai poveri e quindi imparare dalle emergenze, imparare dal nostro quotidiano vuol dire imparare, con quella famosa parresia di cui vi dicevo prima, imparare a dire che alcune situazioni si possono evitare, e vuol dire essere anche un po' scaltri. Sempre un certo Gesù che forse conosciamo nel Vangelo dice che i figli delle tenebre rischiano a volte di essere più scaltri dei figli della luce. Oggi la scaltrezza sta nel saper guardare a ciò che è stato, imparare la lezione e provare a cambiare qualcosa, ma non delegando semplicemente al decisore politico che dovrà fare le ultime scelte, ma cambiando anche qualcosa del nostro stile di vita. E quando vado nelle scuole la classica domanda è: quindi io che posso fare? Se penso all'ambiente, la classica cosa, proviamo non semplicemente a non buttare la famosa carta o plastica per terra, ma proviamo a fare qualcosa in più. Se vediamo un pezzo di plastica, raccogliamo, facciamo una scelta noi per primi di non usare troppa plastica. Qui è per dire che ci sono diversi livelli per fare denuncia, per fare advocacy. Qualcosa verrà fatta e la affidiamo a chi abbiamo delegato a governarci, ma altro dipende molto dalle nostre scelte di vita. E io credo che questo sia sempre di più importante ricordarci. Allora io chiudo ringraziandovi per l'attenzione e richiamando quanto dice Papa Leone nella Dilexite,
perché possiamo fare tanto, io ho detto poco e anche male. Possiamo contribuire, come dire, a ricostruire, possiamo contribuire a dare nuovi lavori, se penso agli ordinari di Caritas, ma ciò che è il nostro, che non vuol dire essere migliori o peggiori di altri, ma quello che tocca a noi come Chiesa è quanto Papa Leone dice nella Dilexite al numero 121, quando dice: sia attraverso il vostro lavoro, sia attraverso il vostro impegno per cambiare le strutture sociali ingiuste, la famosa advocacy, che a volte, sia attraverso quel gesto di aiuto semplice, molto personale e ravvicinato, la famosa elemosina, quello che noi possiamo fare direttamente, concretamente, sarà possibile per quel povero sentire che le parole di Gesù sono per lui: io ti ho amato. Questo è il nostro proprio come Caritas, come Chiesa, attraverso il nostro agire, il nostro esserci, trasformarci in strumenti dell'amore di Dio. Grazie.